Queste sono le lettere di padre Ezechiele Rammina. Eccolo qui. Le scriveva. Guarda qui, carissimo professore, Ruit, ora Ruit, quello che ho citato, vero? Sì, ripeta. Cioè, Ora Ruit, mi accorgo solo ora di aver tralasciato per un tempo, per un lungo periodo, la mia corrispondenza. Le scrivo allora primo tra i primi nei miei pensieri, Mi ricordava, sì, abbastanza, ecco. Spero che la frase di Appio Claudio possa mitigare questo silenzio. Amicum convides obliviscere miserias. Faceva le citazioni. Amicum. Cum vides obliviscere miserias. Cioè? Traduca. Quando vedi un amico dimentica le miserie, dimentica le disgrazie. Ricorda solo le cose belle. Per lei c'è sempre un ricordo sincero delle preghiere, padre Lele. Hai visto? Sì. Guarda, ma sempre, carissimo professore, ho letto la vicenda che aveva letto sui giornali in un caso che avevo seguito e allora queste sono cose belle, sono contento e fiero di essere stato suo alunno. Che effetto fa vedere, insomma... Poi conservo, ecco, guarda, che bella che va. Contemplatam ali stradere. Trasmettere agli altri le cose contemplate. È bellissimo, dai. Il latino. Il latino, ero sul professore di latino io, capisci? Guarda che meraviglia di scritta da San Paolo. Mi scrive: di quanto hai dato a me, con il cuore lo restituisco ora ai poveri. Era un allievo attento, un allievo che non perdeva un filo di quello che gli davi, ecco. Quindi quando poteva lui veniva a casa mia e stava là. In studio da me. Sì, ma quando veniva a casa diceva devo andare a salutare il professore. Anche lei ha fatto il barbarigo? Sì, perché mia mamma voleva, lei dice, io non ce la faccio più a tenere testa a voi adesso. E ha scelto questa scuola qua. Per essere amabile. Lo so, è obbedire il pensiero della mamma, no? Perché la mamma, quando la mamma ha detto lei è contenta signora che suo figlio è santo? Ha detto che sia santo non lo so, ma più di così non poteva fare. Con questo spirito, cioè si deve proporre ai giovani l'ideale cristiano, che è bellissimo, non ce n'è uno più bello, secondo me, ecco. Si deve fare in modo, lui è uno che è riuscito a realizzarlo, è bello, insomma.